Un miglio per indigeni di 3 anni, 1 Bella Mason, 2 Butterfly Horse, 3 BB Francis, 4 Bemon Chuck SM, 5 Beautiful Girl Par, 6 Bamako dei Greppi. In seconda fila 7 Bollicina del Sile e 8 Baby Blue. Allineamento che si va a formare lungo la piegata di sinistra. Macchina che prende ulteriore velocità e lascia i concorrenti. Stacco della macchina con Butterfly Horse sopravanzata all'esterno da Bemon Chuck SM e Beautiful Girl Par. Rientra Butterfly Horse con l'aiuto della curva. Guida nei confronti di BB Francis alla corda, largo Bemon Chuck SM e il lancio in 14,5. Si va di fronte con Butterfly Horse battistrada nei confronti di BB Francis alla corda, è dovuto rimanere al largo Bemon Chuck SM. Il completamento del primo quarto in 29,8, 15 il secondo paletto. Pariglia coperta per Bamako dei Greppi. Dietro Beautiful Girl Par, intanto si arriva ai 600 in evidente decelerazione, tanto che si ammonticchiano tutti l'uno sull'altro al paletto chiuso in 17,3 che porta il totale a 47 abbondante. Davanti alle tribune Bamako dei Greppi che aggira tutto il gruppo, prova a prendere in infilata Butterfly Horse. Bamako dei Greppi che riesce nell'operazione sorpasso ai danni di Butterfly Horse al completamento di una dritta in 15,8. Cambiano le carte in tavola, il giro di corsa in 1,3. Bamako dei Greppi in vantaggio nei confronti di Butterfly Horse, il completamento del chilometro, la mossa in terza corsia di Beautiful Girl Par a lato di Bemon Chuck SM, 1,18, i 1000 iniziali con Bamako dei Greppi in vantaggio nei confronti di Butterfly Horse. Poi gli altri che provano a riorganizzarsi quando si va all'imbocco alla piegata finale, la mossa in mezzo alla pista di Bella Mason, 15,3, l'ultimo paletto della dritta in là, l'errore di Bamako dei Greppi che crea imbarazzo a Butterfly Horse e porta al largo Bella Mason. In pratica succede di tutto lungo l'arco dell'ultima curva con Butterfly Horse che ha ora qualcosa di margine nei confronti di Bella Mason che ha finito lo spunto nel tratto conclusivo. Butterfly Horse che si allontana e viene a vincere nettamente nei confronti di Bella Mason, insidiata in fondo da Baby Blue, poi di dentro BB Francis. 1,17,7 la media al chilometro, con l'ultima curva a decidere molto di quello che è il risultato finale. Netta comunque sul traguardo il successo di Butterfly Horse. Filippo Monti per Franco Baldini, la doppia veste di allenatore e proprietario della figlia di Nesta F, giunta alla seconda vittoria in 11 uscite in carriera. Per il secondo a largo intervallo ci sarà fotografia fra il numero 8 di Baby Blue al largo e l'1 di Bella Mason di dentro. Tenete i biglietti in attesa del verdetto del giudice d'arrivo.